Coronavirus, nome in codice SARS-CoV-2. Adesso fa paura, adesso è arrivato. Il contagio in provincia di Padova e Venezia ha portato il presidente del Veneto, Luca Zaia, ad annunciare un protocollo per arginare l'epidemia a nord-est. Ora, ogni giorno, è decisivo per provare a isolare i contagi emersi e per individuare quelli ancora sommersi. In questo momento intanto stiamo lavorando con tutti gli uffici preposti, in particolare con l'ospedale di Vicenza, per capire in che situazione ci troviamo a livello di contagi, e la notizia è rassicurante, nel senso che il direttore generale Pavesi ha rassicurato che in questo momento non ci sono persone infette o che comunque sono a rischio contagio. Francesco Rucco, sindaco e presidente della provincia di Vicenza, nel vortice di una giornata intensa in piena corsa contro il tempo per attuare un protocollo di sicurezza anti-coronavirus, ha deciso di annullare l'attesa festa di Carnevale in centro storico e a Campomarzo. Abbiamo deciso di sospendere il Carnevale in centro storico, l'abbiamo fatto alla luce di un colloquio con il direttore generale dell'URSS, che aveva consigliato prudenza rispetto a una situazione generale di cui non si capiscono ancora i contorni, si stanno approfondendo, e quindi nel dubbio abbiamo ritenuto opportuno, a tutela delle persone innanzitutto, che non ci fossero situazioni di assembramento molto ampio, molto grande, come può essere una manifestazione del Carnevale in centro storico. Naturalmente su questo adesso ci sarà un confronto con la prefettura per capire poi anche a livello di altri sindaci, quindi come provincia, per un coordinamento, capire un po' le linee comuni da dare ai sindaci in un momento di incertezza rispetto a quello che sta accadendo. Non avendo dati certi e non avendo al momento dati conclamati di persone che sono effettivamente ammalate a Vicenza, in provincia di Vicenza, dobbiamo ragionare naturalmente per ipotesi e in via prudenziale. Anche il vescovo di Vicenza, d'intesa con il prefetto e l'ULSS, ha deciso di sospendere la cresima prevista domenica in Duomo. Ma tutto il vicentino è in fermento. A Brendola il sindaco ha emesso un'ordinanza di annullamento delle manifestazioni del fine settimana. Nessun allarmismo, ma precauzione massima anche a Montebello e a Nanto, dove, come a Vicenza, è stata cancellata la festa di Carnevale. Intanto, l'invito a chi ritiene di avere dei sintomi che possano richiamare quelli del coronavirus è quello di non intasare gli ospedali, ma chiamare i numeri preposti. Ci sono anche dei numeri come il 1500 dedicato a un numero verde, appunto anche quello dell'ULSS numero 8, e poi naturalmente per i casi più urgenti il 118, che può organizzare anche l'uscita per venire a vedere la situazione.